Cosa c'è, tesoro? Cosa è successo? Deve essere stata una preda facile, troppo facile, il cervo di 7 anni che a Pecol di San Tommaso a Gordino tutti chiamavano Bambotto, ucciso da un cacciatore del quale non sono note le generalità. Nessuna violazione dal punto di vista legale, l'area è aperta all'attività venatoria e il cervo non è animale protetto. Ciò nonostante il caso è diventato molto popolare per la fortissima indignazione scaturita sui social tra gli abitanti del paese e più in generale tra le migliaia di persone che seguivano pedissequamente le avventure dell'ungulato, ritratto in migliaia di scatti e che in paese era diventato una vera e propria mascotte. Amatissimo dai bambini, ancora cucciolo era stato praticamente adottato dalla popolazione, presso la quale si recava quotidianamente per mangiare il cibo direttamente dalle mani o pisolare sugli zerbini, a volte addirittura entrando all'interno delle case. Non deve aver quindi avuto nessun timore Bambotto dell'uomo che brandiva l'arma e che ha sparato il colpo letale. Ciao! Sei tornato? Sei tornato? Un caso che ha scatenato il dibattito anche politico con l'intervento del consigliere regionale del PD Andrea Zanoni e il suo invito alla popolazione a farsi parte attiva per la tutela del patrimonio faunistico e che ha trovato appoggio in centinaia di utenti che sul web condannano l'atto. Dall'altra i cacciatori, secondo i quali il cervo si sarebbe reso recentemente protagonista di comportamenti ritenuti violenti e per i quali sarebbe stato opportuno l'abbattimento. Quel che è certo è che l'animale si fidava dell'uomo, ma questo, più che un merito, è diventato la sua colpa.